gli sms al 346 6427 756. Alle 12:30 avremo anche Padania Misteriosa. Ci potete seguire anche in Hangout con Google Plus, quindi chi mastica di informatica ci trova tranquillamente dal sito di Radio Padania. E ovviamente la notizia del giorno per quanto riguarda noi è la fiaccolata che si terrà oggi pomeriggio in diverse località della Padania, in Emilia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Marche eccetera. Fra le 17 e le 18 gli orari cambiano da zona a zona. Comunque sulla Padania trovate tutte le indicazioni. Una fiaccolata per dire basta immigrati, più lavoro per chi è nato in questo paese. Questo fa anche il paio con, anche se involontariamente, ma con il referendum che c'è stato in Svizzera, dove non soltanto hanno detto basta immigrazione, quindi non allarghiamo le quote, ma addirittura le hanno estese ai frontalieri, 60.000 quelli che dal nord dalla Padania tutti i giorni vanno a lavorare in Svizzera. Qui so che a sinistra hanno riso per questa cosa, dicendo visto c'è sempre qualcuno più a nord, adesso i terroni sono i padani. Qualcuno ha detto così di noi. In realtà qui poi si è fatto un distinguo un pochino particolare. Sappiamo che gli svizzeri non ne possono più. Colpisce non più di tanto che addirittura il Canton Ticino, quindi quello a maggioranza che parla la lingua italiana, con una maggioranza di italiani che vanno lì a lavorare, è stato il primo cantone che ha detto no a queste presenze dal resto, dagli altri paesi, in questo caso dell'Unione Europea, ha detto no anche all'Italia. D'altra parte forse bisognerebbe anche distinguere tra chi arriva qui da altri paesi e non viene per lavorare, ma unicamente per approfittarsi di tutte le risorse che generosamente i radical chic mettono a disposizione, la casa, l'assistenza sanitaria gratuita, il rimborso, quei 1.000 euro al mese per fare niente, le schede telefoniche e quant'altro. E bisognerebbe fare un distinguo fra questi che vengono qui a fare niente, in buona sostanza, i frontalieri, che sono lavoratori che semplicemente vanno a lavorare, a portare le loro competenze in un altro paese. Comunque ora vedremo come andrà a finire con la Svizzera. La vera notizia di oggi in realtà sono le dimissioni di Letta. Tanto di cappello in senso ironico a Renzi. In 448 ha fatto una scalata al potere fulminea, è riuscito a segare tutti. Nel suo discorso meno di 10 minuti li hanno contati per liquidare Letta. Il PD ringrazia Letta per il lavoro svolto, arrivederci, grazie, va bene. Come andranno le cose, in meglio o in peggio, non lo so. Io di Renzi ricordo, e su questo poi invito tutti i nostri radioascoltatori a intervenire, ricordo che in ogni suo discorso lui parlava di ius soli e di coppie di fatto. Insomma, vabbè, ora vedremo la giubbetta, no la giubbetta, il Job Act, come lo chiama lui, questo suo patto per il lavoro, se funzionerà. Io ho qualche dubbio, anche se i giornali, i media continuano a dire che stiamo uscendo dalla crisi. Dove, come, quando? Non è che gli ultimi 2 governi abbiano fatto qualcosa in questa direzione. Dalla crisi si esce portando le piccole e medie imprese, anche le grandi imprese, a investire, a creare lavoro, a fare in modo che restino dei soldi nelle tasche dei contribuenti. In questo modo possono spendere, l'economia gira. Siccome tutto questo non c'è, ci sono soltanto tasse, non so in che modo si stia miracolosamente uscendo dalla crisi, per cui vabbè, comunque sono partite le consultazioni lampo del presidente Napolitano, e quindi dimissioni irrevocabili e consultazioni lampo. Enrico Letta lascia dopo neppure 24 ore dalla sfiducia del PD al premier democratico. 0266203529 il numero per intervenire. E sono scattate, come vi dicevo, le consultazioni fino a questa sera. Assenza del Movimento 5 Stelle e della Lega. Il nostro segretario Matteo Salvini ha detto chiaramente che la Lega non parteciperà, non sarà presente a queste consultazioni. Sembra che Napolitano ci sia rimasto male. Non credevo ci tenesse così tanto alla Lega. Posso capire per l'assenza dei 5 Stelle, che comunque insomma hanno dei numeri ragguardevoli. Comunque evidentemente la Lega continua a fare paura a qualcuno. Sentiamo qualche telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Sì, salve. Buongiorno. Ascolti, in questo momento così di confusione, l'unica nota a mio avviso positivo che non ci sarà più la Chiesa. Speriamo, non lo so. Per lei non è che sia poi tanto bello, visto che lei non era neanche una parlamentare, per cui mi sa tanto che prende e se ne torna a Modena a fare l'oculista.
Lissoni, ciao. Grazie, buona giornata. La Chieng andrà a fare l'oculista, tornerà al suo paese, non lo so, per questo io all'inizio vi dicevo, io me l'auguro, insomma, perché questo Ministero dell'Integrazione mi sembra quanto di più inutile ci possa essere, ma non per una forma di razzismo, perché poi i sinistri subito si incazzano. Un Ministero dell'Integrazione dovrebbe spingere non gli italiani ad integrarsi nei confronti degli stranieri, ma gli stranieri a integrarsi in Italia, cioè rispettare le leggi, imparare la lingua, possibilmente rispettare certi usi e costumi, poi si tengano pure loro, ma magari certe cose che noi nel corso dei secoli abbiamo abbandonato, ecco, magari potrebbero abbandonarle anche loro, tipo bastonare la moglie o le mutilazioni genitali, insomma, francamente se ne potrebbe fare a meno di tutto questo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Questa è andata, sentiamo l'altra allora. Oh. Buongiorno, ci dica. Sì, pronto, buongiorno Lissoni. Sì, ciao. Il problema in Svizzera è nato quando è stata abbandonata la contrattazione collettiva dei contratti di lavoro. Nel senso che adesso la contrattazione è libera, per cui ai frontalieri viene dato uno stipendio inferiore, un po' quello che succede qua con gli immigrati che arrivano, che vengono pagati meno rispetto agli immigrati nostri. Certo. Col beneplacito dei sindacati svizzeri e col beneplacito degli industriali svizzeri, che avevano tutta la convenienza ad attuare questo sistema. Se lo stipendio fosse uguale, il problema non si sarebbe posto, né più né meno di quello che succede in Italia. Ciao Lissoni. Grazie, ciao, buona giornata. Infatti quello che viene chiamato il mobbing salariale. 0266203529, pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Sì, buongiorno. Niente, intanto complimenti per la trasmissione. Mi chiamo da Treviso. Sì. Avevo quel problema dell'immigrazione clandestina. Siccome mi occupo di migliaia di euro contenzioso con Equitalia tra i contributi che non sono riuscito a pagare da settembre ad oggi, mi penso che andrebbe bene a darmi una mano lo Stato forse a portare su tutta quella nave, gasolio, non so, roba militari, mangiare, non so, un po' di tutto. E ti posso darmi a me un po' di soldi, fare questa roba qua, un 30%, un sconto, un 40%, so, noi stiamo lavorando qua e conviene a darti una mano a noi, no? Noi siamo proprio soffocati dai debiti così, ma non sono tanti, però sono pochi. E loro possono dire, ma quanti soldi hai così? Allora il 50% non li paghi. Invece così di dare i soldi in giro, o sugli stipendi, sulle porcherie, e invece noi che lavoriamo siamo già soffocati. Mi può dare una risposta? Grazie. Lo so, lei ha detto una cosa di grandissimo buonsenso, ma sembra che il buonsenso non alberghi in Parlamento o al governo, perché è chiaro, torno a dire, se il governo, se questo Stato strozza chi lavora, dove sperano poi di prenderli i soldi? Allora è chiaro che c'è la crisi c'è per tutti, tante imprese non riescono a saldare i debiti, e non è il caso di mandare Equitalia che addirittura ti blocca le macchine, ti triplica le multe, eccetera, eccetera, come se questa fosse la panacea universale per fare sì che le aziende possano riprendere a lavorare. Mi viene in mente quando ci fu l'Unità d'Italia con i piemontesi che, con tutto quello che sappiamo, insomma con l'aiuto di Garibaldi e anche della massoneria della mafia, riuscirono a unificare l'Italia, andavano al sud, dicevano tu non hai pagato le tasse, e il contadino diceva ma io soltanto la mucca, gli sequestravano la mucca e quello moriva di fame. Ecco, siamo tornati indietro di 150 anni, è ovvio. Ora io non dico che debba essere lo Stato a restituire i soldi, perché sarebbe chiedere troppo, ma quantomeno non vessare in questa maniera terrificante con delle tasse, dilazionare, lasciare un po' di respiro. Poi c'è una cosa vergognosa, perché quando è lo Stato che deve pagare, ha un sacco di debiti in giro, passano mesi se non addirittura anni. Una ditta che si trova in un momento di difficoltà non ha l'accesso al credito perché le banche non glielo fanno, e se addirittura è così, questo debito ce l'ha con lo Stato, deve pagare immediatamente, se no scattano fior di multe. Allora una volta di più in questo regime che non è minimamente democratico ci sono due pesi e due misure. Renzi terrà conto di tutto questo? Io ho qualche dubbio, però incrociamo le dita, insomma, vediamo se siamo caduti dalla padella alla brace. Io temo che sia andata così, ma comunque speriamo di no, dai. 0266203529 il numero per intervenire. Pronto? Pronto, sono Tiziano da Sondrio. Tanto buona Padania, anche se ultimamente vedendo la gente che fa le file per pagare l'IMU la vedo dura. Comunque questo il problema grosso in Italia rispetto delle regole per tutti. Quando io dico, ho detto casomai in un'assemblea
Confindustria poco tempo fa, ho detto non è possibile che non ci sia la CGIL a Prato, l'ARPA e tutte queste cose. E stiamo parlando di Modena, di Prato, di Firenze, periferia di Firenze, cioè non stiamo parlando. A Modena c'erano i cinesi a fare la concorrenza, dove è venuto il terremoto, e per inciso i 100 milioni ancora che vanno in Irpinia, mentre lì non è arrivato niente, che si stanno trasferendo. Non solo avevano la concorrenza dei cinesi lì a Modena nel medicale, ma si stanno trasferendo in Serbia a farci concorrenza. La prima roba, al di fuori di cinesizzare l'Italia, è il rispetto delle regole. Gli svizzeri ci stanno facendo sul casino nel Ticino, perché non accetterei neanch'io che arriva dentro il cottimista, a fare 12 ore al giorno a 10 euro, quando il loro costo del lavoro è 70 e chiudono i loro. È un problema di rispetto delle regole. Le ditte oneste che lavorano bene in Svizzera vengono rispettate. Io vado dentro a lavorare, mi rispettano. È chiaro? Pago gli operai quello che vanno pagato in Svizzera. E allora è un discorso, ma quando loro si scontrano, io ho sentito un politico della CDU, mi permetta un minuto, dire ai industriali e ai privati cittadini: noi abbiamo il potere d'acquisto. Questo è un politico della CDU svizzero, e che ha detto dobbiamo pagare il giusto, perché sennò noi non avremo i soldi per poter fare le strade, la sanità. I vostri figli non troveranno un lavoro un domani. Questo diceva gridando i privati. Ecco, mi capisce? Sì. La politica un po' alla volta deve cominciare a difenderci, a mettere dei paletti, e quantomeno che le regole in Italia siano regole per tutti, uguali, se no non ne usciamo fuori da questa cosa. Grazie, veramente. Ciao, buona Padania. Grazie Tiziano, buona giornata. Ma qua mi sa che le regole ce le siamo messi sotto le scarpe alla fine degli anni 80, inizi anni 90. Mi ricordo quando c'era quella pubblicità della sinistra, la Cina è vicina, e facevano arrivare tutti i prodotti. No, siccome mi viene in mente che ora qualcuno ha detto una cosa che noi sostenevamo da diverso tempo, e quel qualcuno è l'ex ministro Passera, cioè che per esempio per i nostri marroni si è fatto un fico secco durante il governo Monti perché c'era l'interesse di non urtare gli accordi commerciali con l'India. Mi dico, non è che la stessa cosa è con la Cina, con la quale ci sono grandissimi interessi commerciali, e quindi nessuno mette un freno alla spietata e spregiudicata concorrenza cinese in Italia, perché ha ragione il radioascoltatore, tutti sanno dove sono questi capannoni a Prato piuttosto che a Modena che nel resto d'Italia dei cinesi, sanno che ci fanno una concorrenza sleale, nessuno fa niente, lì la finanza non va. Come mai? Poi il ragazzino che magari prende il gelato dalla zia e c'è fuori il finanziere, arriva una multa della malora, anche se quella dice è mio nipote, gli ho dato il gelato, gli ho dato il panino. I cinesi non li vede nessuno, sono invisibili, e allora insomma viene da sospettare che ci siano grossi interessi dietro. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica, abbassi la radio per favore. Aspetti un attimo, volevo solo dirle, io sono Giuseppina da Tradate, che è una vergogna che tutti quei signori lì che sono al governo dovrebbero farsi un esame di coscienza, e che il signor Zanardi non doveva suicidarsi, doveva andare a Roma, ci andavo anch'io assieme coi forconi. Capisce cosa le dico? Che è una cosa vergognosa. Lo so. Che rubano dei gran soldi. E complimenti alla vostra trasmissione e anche al signor Salvini, che si vede che è stanchissimo. Grazie. Veramente, è una cosa vergognosa. Grazie Giuseppina, buona giornata. Ma infatti, insomma, ora gli imprenditori non credo che ci stiano seguendo, ma insomma, non vi suicidate, piuttosto non pagate. Buonanotte, cosa vi possono fare? Tanto qua in galera non ci finisce nessuno, men che meno per debiti, ma suicidarsi mai. I politici dovrebbero vergognarsi. La signora diceva a coscienza, ma ce l'hanno la coscienza, no? Perché quando Mario Monti diceva se ne sono suicidati tanti in Italia, ebbene in Grecia e Spagna se ne sono suicidati di più, allora se si comincia a ragionare in questi termini, quale coscienza? La coscienza non c'è proprio. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Luigi, sono un piccolo imprenditore anch'io. Sì, ci dica Luigi. Stavo dicendo, sì, quelli sono numeri, per Mario Monti siamo dei numeri e basta. L'unica cosa, volevo dirvi una cosa, adesso la Fiat è andata via, la Montedison ha chiuso, hanno fatto delle norme anche per quanto riguarda, noi non possiamo competere con gli altri stati, perché abbiamo dei barzelli assurdi, io sono anni che ve lo ripeto, dei barzelli assurdi, si sono inventati delle professioni, lo psicologo per il lavoro, ma noi ai nostri operai ci teniamo, ma perché non dividete e non fate qualcosa che le piccole e medie aziende abbiano un tram di sicurezza? Oggi arrivano tutti, ti fanno del terrorismo, quella spina non va bene, 2.000 euro di multa, quella non va bene, 5.000 euro, ma noi chiudiamo, ma io vi do le chiavi, ma ragazzi, ma vi rendete conto che si sono inventati
Il professionista, anziché venire un professionista, ti mandano un pasticcere o mandano un ragazzo che gli hanno dato tante di quelle nozioni che non capisce, scusate, tra virgolette, niente. Cioè, stiamo diventando il barzello delle sicurezze. Ogni mese ce n'è una. Adesso l'ultima, le funi dei carriponti vanno controllate ogni 3 mesi, ok? Tu devi mandare un telegramma all'ASL per dirgli vieni a controllare che io sto facendo le cose. No, l'ASL adesso ha fatto in modo che lei non esca, ma esca un altro che controlla quello che controlla quell'altro. Ma scherziamo. Ma io non ce la faccio più, non ce la facciamo più. Dovete dividere le due cose. Queste norme di sicurezza sono state inventate per la Fiat, per la Montedison, ma noi i nostri operai ci teniamo, mica li dobbiamo fare ammazzare. Ma così è assurdo. Lo psicologo le piace andare a lavorare, questo è lo psicologo. Stress collegato dal lavoro, ma ragazzi è roba da matti. Saluto. Grazie. Ha ragione il nostro ascoltatore imprenditore. Qui hanno inventato tutta una serie di cose, dalle norme UE per la sicurezza, la spina deve essere in un modo, e l'antibagno, eccetera eccetera, insomma tutta una serie di norme, legacciuole e cavilli che servono unicamente a far mangiare un sacco di parassiti che sono attorno a tutto questo. Il risultato qual è? Che in un paese come il nostro, dove c'è una tassazione che supera il 40%, mentre in Inghilterra per esempio è la metà, le ditte chiudono. Allora qualcuno al governo lo capirà, noi più di tanto non possiamo fare. In Regione Lombardia addirittura è stata inserita il termine fiducia nel dare, fiducia che prima non c'era ovviamente, nel dare tutta una serie di concessioni agli imprenditori, quindi un'autocertificazione basata sulla fiducia, ma qui a Roma evidentemente la fiducia non c'è. Quando serve, quando fa comodo, siamo tutti evasori, siamo tutti ladri, siamo tutti truffatori, andiamo scovati, tassati, spremuti. La verità è che questi non hanno più soldi, si inventano ogni giorno una cazzata per spremere i soldi alla gente. Ecco, questo è proprio in estrema sintesi il discorso. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, buongiorno, sono Paola, scusate la voce. Salve Paola. Buongiorno. Vabbè, questi poi sono tutti statali che danno il voto a questi qui, il giro è quello ormai, per cui... No, io telefonavo per una cosa, perché a proposito di Forconi, ho sentito prima Forconi, sì. Lei che è così avanti, ma il leader dei Forconi che fine ha fatto? Perché so che aveva un sacco di cartelle in arretrato di Equitalia, ma che gliele abbiano pagate... questo mi è venuto questo dubbio, cioè che gli abbiano pagato le cartelle e che come tutti gli altri le danno una piccola bustarella e poi sta in silenzio e non succede più nulla. Va bene, dopo Grazie, le rispondo. Padania. Grazie Paola. Un'altra telefonata, pronto? Ciao, sono Antonio di Cinisello. Possibile che la gente non ha ancora capito che questo paese qua è commissariato? Appunto. Vinto di questa cosa, perché innanzitutto non ci fanno andare alle elezioni, ora che servirebbero, ma anche se ci fanno andare alle elezioni, come si può cambiare questo paese? Sono circa 8.000 persone che lavorano e quindi 8 milioni volevo dire, e sono quelli che votano la sinistra, quindi vincerebbe ancora quella, perché la sinistra ha dato i posti di lavoro con la gente lì ed è facile fare così. Ciao ragazzi. Ciao, grazie, buona giornata. Ma sì, poi in effetti è questo, infatti quando ho sentito che il governo è di fatto caduto, il governo è caduto, Letta non c'è più, ma non si va a votare, l'incarico viene dato tramite consultazioni, viene dato a Renzi, insomma in un regime democratico in teoria si doveva andare a votare, la legge per carità consente questa cosa, quindi possiamo dire che dopo aver avuto un governo Monti non eletto dal popolo, un governo Letta non eletto dal popolo, adesso avremo un governo Renzi non eletto dal popolo, la democrazia è morta, vabbè, consoliamoci col fatto che almeno non ci rompono le balle ad andare a votare, in realtà poi dovremo andare a votare per le europee, forse risparmieremo qualche soldo non andando a votare, qui la democrazia è morta, i forconi che avevano in realtà 3 capi, uno per il nord, uno per il centro, uno per il sud, e hanno cominciato a litigare fra di loro. Non hanno cavato un ragno dal buco, sono spariti nel nulla, ma questo perché? Perché la protesta di per sé poteva essere giusta, era giusta la rabbia contro il governo, ma non era indirizzata verso gli obiettivi giusti, dovevano andare tutti a Roma a protestare, invece per esempio alcuni forconi sono venuti a protestare davanti al Pirellone, quindi in Regione Lombardia, cosa c'entrava Maroni con quello che sta succedendo in tutta Italia, per cui questi hanno canalizzato la giusta rabbia delle persone, ma non l'hanno indirizzata verso l'obiettivo giusto, così come gli imprenditori che si
si suicidano. Non si devono suicidare, la gente deve scendere in piazza, Forconi o mica Forconi, e andare a protestare contro Roma, contro il governo di Roma. Invece nessuno dice niente, qui stiamo passando da un golpe all'altro senza che nessuno protesti. Oramai questa non è più una repubblica parlamentare ma presidenziale. Lo stesso presidente, che per carità non si può mai criticare Napolitano perché sennò apriti cielo, però ha detto chiaramente che il Parlamento non dovrà esprimersi, sì, in fase di consultazione potrà parlare, in buona sostanza ha delegittimato persino il Parlamento. Allora magari andiamocene in qualche repubblica del Sud America, forse c'è un po' più di democrazia. È tornata la democrazia cristiana, abbiamo Renzi, c'è anche un sms di Elio da Novara. Renzi ha una sola via, deve eliminare gli sprechi in meridione, abbassare le tasse alle imprese almeno del 25%, eliminare enti parassitari che frenano la crescita, tutto il resto è ciccia. Ecco, temo proprio che Renzi farà l'esatto contrario di quello che dice, che ci scrive il nostro radioascoltatore. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, sono Maurizio Modossola. Salve Mauro. Io dico una cosa, sono d'accordo con tutti quelli che telefonano anche se non voto Lega, sono d'accordo al 100%, gli sprechi, tutto, però cavoli, mi sembra festa dell'ipocrisia, ma cominciate voi, porca miseria, tutti i vostri ex parlamentari, tutti col vitalizio, ma porca miseria, ma se non date l'esempio voi, chi deve dare l'esempio? Dammi una spiegazione di questo, per favore, grazie, ciao. Lo so, c'hai ragione. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Rosa da Torino, intanto questo qua incomincia a votare Lega e poi giustamente protesta, uno. Poi, per la polemica di questo periodo per le foibe, ci sono quelli che la negano. E allora io dico che a Radio Padania dovreste invitare la signora Anna di Vicenza, che ogni tanto chiama qui alla radio, la signora Anna di Vicenza Bagarozzi, che è una ex istriana e va in tutte le scuole dappertutto a dire quello che è successo veramente da quando l'hanno fatta andare via dall'Istria, quello che ha subito e quello che veramente è successo agli esuli istriani, dalmati e sloveni. Uno, quindi la signora Bagarozzi, Anna, dovreste evitarla, lo dico pubblicamente, signora Anna mi sta ascoltando, lei faccia in modo di essere evitata e parlare di questo personalmente perché è un caso suo personale, un caso vissuto e quindi poi ci sono quelli che ammettono le foibe e però le ammettono per buttarci dentro i loro avversari politici, i che sono i primi ricciuti, no? Comunisti che ci vogliono buttare dentro gli altri. Poi dico a Salvini, poi c'è Marco Pirina, uno storico che ha fatto tanti libri sulla testimonianza delle foibe, dal vero, ascoltando la gente, i sopravvissuti. Poi dico a Salvini, non questa Europa, e dice un'altra Europa, nessuna Europa Salvini, perché nessuna Europa a noi ci darà la libertà, l'autonomia, l'indipendenza, nessuna Europa, ce la facciamo da soli noi l'autonomia. E poi giustamente fuori dall'euro, quell'assassino euro, quindi niente Europa, niente euro e porca troica. Buongiorno. Grazie, buona giornata. Se la signora Anna ci sta ascoltando, la invito a chiamarci, a lasciare il numero in redazione per il precedente radioascoltatore che ci ha tagliarsi. Sì, ma ha perfettamente ragione ed è esattamente quello che la Lega, per esempio, ha fatto in Regione Lombardia, dove sono spariti i vitalizi, dove sono stati ridotti gli stipendi dei consiglieri regionali, dove sono stati tagliati pesantemente gli stipendi dei supermanager e dove sono stati ridotti i dirigenti delle ASL, con grande scandalo e rabbia della sinistra, per cui il numero è stato ridotto drasticamente. Quindi in Lombardia queste cose sono state fatte. Perché il resto del paese, perché il centro e il sud non lo fa? Perché non hanno interesse a farlo, è tanto ovvio. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Sono Domenico, chiamo da Varese, volevo dire due cose. Allora, una, che l'ascoltatore di prima che ha chiamato, bisogna ricordargli che Piemonte, Cota aveva diminuito gli stipendi, aveva diminuito tutto e l'hanno eliminato. Questa sinistra qua che sta facendo delle cose vergognose. E poi volevo dire che i piccoli artigiani è difficilissimo lavorare, è difficilissimo. In Svizzera abbiamo un esempio, che uno comincia un'attività, sa già quello che deve pagare, poi quello che fa è tutto suo. Se non si arriva a questo sistema, tutti chiuderanno tutti. Buona Padania, grazie. Grazie, buona giornata. Il numero di telefono per intervenire è lo 0266203529, gli sms al 346 6427 756. Sentiamo qualche altra telefonata, pronto? Sono io? Sì, buongiorno, ci dica. Buongiorno, ecco, io pensavo che una piccola pezza su tutti i guai sarebbe quella di eliminare il sostituto d'imposta. Soprattutto si parla di statali. Quella gente lì tutti i mesi ha scodellata la sua minestra
nessuno gliela tocca, no? Le cose vadano bene, le cose vadano male, loro hanno sempre il loro piattone di minestrone ben guarnito e non sanno neanche cosa pagano di tasse. No? A questo punto, se invece dovessero rendersi conto anche loro, no? Oltre che gli altri, di cosa tirano fuori, perché per Dio, no? Sono una valanga di denari, no? Penso che le cose cambierebbero leggermente. La ringrazio, signor Lissoni, lei è sempre il migliore, grazie. Troppo buono, grazie, buona giornata. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno Lissoni, Mauro, Reggio Emilia. Salve Mauro. Guarda, quello che volevo dire io è una semplice considerazione, no? Sì. Se tu crei dei presupposti sbagliati, dopo sei costretto purtroppo a subire delle conseguenze che saranno catastrofiche. Questi responsabili qua prestano anche il fianco, posso anche pensare a dei gesti estremi dell'eversione, questo forse non è neppure pensato, calpestando tutto quello che hanno calpestato. Poi per quanto riguarda la burocrazia, purtroppo il problema è esistente in Italia perché si è creata da sola la MEM in cui sta affogando. Ci sono tanti avvocati in Italia quanti ce n'è nel resto d'Europa. I commercialisti in Francia li devi andare a cercare col lanternino. Poi dopo gli impiegati dei patronati. Tutti questi sono gli impiegati ministeriali. In Sicilia c'è un impiegato e un dirigente. La burocrazia non potrà mai calare, sarà una cosa che è assurdo il pensarlo, perché non è altro che il lavoro che portano avanti tutte queste persone qua, e democraticamente sotto un certo aspetto tu cosa mi elimini? 6-7 milioni di persone con un tratto di penna, per cui si arriverà purtroppo tragicamente a far affiorare quello che è il lato scuro dell'uomo, perché non è una figurina a una dimensione, ne ha molte l'uomo, no? E c'è anche quella che è fatta di razionalità, di rabbia cieca di questo, per cui io prevedo che quando si arriverà al punto di massima, perché è una componente dell'uomo anche, e non è da dimenticare questa, purtroppo ci troveremo di fronte a delle tragedie che succederanno, e questo non tra molto. Ti ringrazio. Ciao, grazie. Sentiamo un'altra telefonata prima, pronto? Pronto, buongiorno, sono Manuela da Venezia. Sì, ci dica. Ecco, senta, io premetto che io sono per la Lega, per cui la mia telefonata non è polemica, la mia telefonata è che noi in Lega abbiamo una grossa contraddizione. Abbiamo Matteo Salvini che dice no euro né Europa e abbiamo Tosi che dice esattamente l'incontrario. Allora io dico, se questo è il messaggio che lanciano a quelli che sono pro Lega, mi dica lei come si risolve questa contraddizione? Un argomento grosso, va bene, le rispondo. Va bene, la saluto, grazie. Grazie, buona giornata. C'è un'altra telefonata, poi vi do una risposta. Pronto? Sì, buongiorno. Sono Margherita e chiamo dalla provincia di Bergamo. Sì. Io volevo dire una cosa e volevo fare anche una provocazione. Se, come hai detto tu prima, l'Italia è veramente commissariata, allora dovremmo licenziare tutti i nostri parlamentari, governo, da cosa stanno? Non servono, e insieme a loro tutti gli amici degli amici, tanti dipendenti perché non servono più. E questo allora, se siamo commissariati, questi qui li dobbiamo mandare tutti a casa, non servono più, è uno spreco eterno. Infatti, sono d'accordo. questo guardi, proprio è una provocazione. Magari si potrebbe fare. Sia proprio così, non è una cosa che sfugge. Infatti, grazie. Ascolto per radio, grazie, buona Padania. Grazie, buona giornata. Ma in effetti la conclusione logica sarebbe questa, perché se oramai la politica, o meglio l'assetto di governo, lo decide il Presidente della Repubblica in accordo con i capi dei partiti, i segretari dei partiti, il Parlamento a che serve? Allora, visto che tanto la democrazia non c'è più, almeno risparmiamoci sti soldi per questi 900, quasi 50 parlamentari che ci costano, almeno cominciamo a risparmiare qualche soldo. Ora è ovvio che con quello che risparmieremo non andiamo minimamente a intaccare il debito pubblico che è di 2.000 miliardi, mentre risparmieremo qualche miliardo di euro, però insomma comunque non è che si buttano via. Al di là della provocazione, allora sul discorso degli statali io non vorrei però fare qui la guerra fra i poveri, perché oramai
le cose vanno male, allora c'è sempre l'idea del ma perché non tagliamo quell'altro, non tagliamo questo, non tagliamo quell'altro. Allora ci sono tantissimi statali che lavorano in maniera seria e scrupolosa, ci sono altri che sono chiaramente stati imbucati, non voglio dire in quale posto, e sono assolutamente inutili, perché insomma mi spiace, ma i 20.000 forestali della Sicilia mi sembrano un pochino tanti, visto che poi ogni anno in estate c'è un incendio, centinaia e centinaia di metri quadrati di macchia mediterranea vengono cancellati e scompaiono coltivazioni addirittura rare, e poi ogni volta c'è un soltanto Canadair che dopo un po' si sfascia, e mi dico allora tutti gli altri di 20.000 com'è che ce n'è in attivo soltanto uno di forestale, tutti gli altri dove sono? Allora il problema è che c'è un sacco di gente che è stata imbucata, perché poi ovvio sono i voti di scambio, servono avere consenso eccetera eccetera, ma almeno fateli lavorare, razionalizzate la cosa. Quando il caro governatore della Sicilia Crocetta va in televisione a dire no, io non posso licenziarli, per carità, non posso ridurre lo stipendio a tutti questi impiegati pubblici, perché sennò non hanno nemmeno più soldi per il latte ai bambini. È vero, sì, certo, per carità, non c'è il lavoro in meridione, ma nessuno l'ha mai voluto creare, questo è il fatto. C'è una classe politica che è colpevole di non aver saputo o addirittura voluto creare il lavoro, perché in questo modo hanno tenuto nella schiavitù le persone, quindi c'è il voto di scambio. Il buon Crocetta si dimentica che per esempio in Sicilia c'è la situazione paradossale di un sacco di gente che viene assunta come fantini, vengono assunti come fantini, quindi pagati qualcosa come 2.500 euro al mese, poi dopo qualche mese si ammalano e diventano improvvisamente custodi delle scuderie che ci sono in meridione, quindi dovrebbero essere pagati la metà, continuano a prendere lo stipendio come fantini, poi non ci sono soldi in cassa. Allora il problema è questo, è far funzionare le cose, e evidentemente non c'è interesse a farla. Prendiamo qualche altra telefonata, poi vi rispondo sull'euro. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buondì. Sì. Allora, lo dico anche alla signora che mi ha preceduto, che ha fatto la battuta, noi siamo commissariati. Sì. Allora, posso dire una roba, Lissoni? Noi stiamo parlando del niente, e ti spiego perché. L'Italia, tramite Prodi, Ciampi, D'Alema e quant'altro, ha firmato la cessione della propria sovranità. Sì. Cioè, se noi non capiamo questo, non capiamo perché gli altri ci comandano. Cioè, voglio dire, perché l'Europa ci comanda? Perché noi l'abbiamo delegata a comandarci. Sì. E ha ragione quel signore che ha detto ancora prima della signora, qui non se ne uscirà. Succederà uno tsunami prima o dopo, te lo dico io, succederà uno tsunami, perché guarda, che vada Renzi, che vada D'Alema, che vada Berlusconi, che ci andiamo io e te Lissoni, non cambia niente, perché il buon Mario Draghi ha detto una cosa giusta, ha detto che l'Italia ha il pilota automatico, lui ha detto così un bel po' di mesi fa, quindi certo che la questione è l'Europa, non solo l'euro, è l'Europa, ma qui per uscirne fuori, ammesso che una parte degli italiani capiscano qual è il reale problema, devi creare una situazione da rivoluzione, ma bisogna dircele queste robe qua, se no saremo destinati, guarda la Svizzera, tempo al tempo, vedrai se non gli tocca cassare il risultato del referendum, perché se quel paese lì non ha una buona opinione europea, della gente che supporterà questa cosa qua, un movimento di opinione, il danno che riceverà dall'Europa la Svizzera sarà molto più grande del risultato che lei ha ottenuto col suo referendum. Saluto. Grazie, buona giornata. Questo sì, è un paese col pilota automatico diretto verso il burrone, però. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno Lissone. Ciao, dici. Io sono Franza dal Veneto. Ti ho riconosciuto. Volevo dire a quell'ascoltatore di prima che diceva l'esempio che deve partire dai padani, da quelli della Lega. Volevo dire che i padani con le loro risorse a fondo perduto mandano 150 miliardi di euro all'anno. Noi con quelle risorse non solo possiamo mantenere i nostri parlamentari di qualsiasi colore siano, potremmo pagare pensioni d'oro ai nostri pensionati che hanno versato anni e anni di contributi. Quindi il problema si chiama Italia e non Padania, quindi noi abbiamo tutto da guadagnare a fare per conto nostro. Volevo dirlo a quel signore perché i dati si possono trovare dappertutto. Quanto al discorso della Lega,
la linea della Lega è quella del segretario federale Matteo Salvini, la linea è quella di un grande segretario federale che anche ieri ha preso la decisione giusta, la decisione di non partecipare alle trattative. Abbiamo fiducia nel segretario federale. Io sono veneto, ma per quanto mi riguarda la mia fiducia è totale in Salvini. Grazie Lissone. Ciao, grazie Franz. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno Lissoni, sono Umberto da Genova. Ciao Umberto, dici? Anch'io sono contento che non abbia partecipato il nostro alle consultazioni. Sì, alle consultazioni. Perché io di Renzi non ho nessuna fiducia, come non ne avevo di Monti, di Letta, ci faranno solo perdere il tempo, non ci daranno mai niente. Comunque io mi sono fatto un'idea di questa staffetta Monti, Letta, Renzi. Sì. Perché guarda, nella staffetta quando uno è stanco viene sostituito, no? Se noi sostituiamo la stanchezza con il calo dei sondaggi e il traguardo con le elezioni europee, ecco che capiamo tutto perché fanno questo. Perché se calano i sondaggi, ci sono in arrivo le elezioni e loro sapendo che ci sono stati dei cali ultimamente, allora hanno anticipato, non è che Renzi, secondo me sono tutti d'accordo, Renzi sarebbe voluto fare le elezioni magari, però adesso che c'era bisogno di tirare un po' su ci ha messo lui. Vabbè, chiaro. Grazie, ciao. Sì, ma senz'altro sono tutti d'accordo e comunque è ovvio che io spero che ora Renzi non ci faccia rimpiangere Letta. È chiaro che Letta era con un calo di consensi tremendo con tutte le tasse che ha messo e questi l'hanno pensata così, no? Quando un partito non va bene gli cambiano il nome ma non cambiano le persone, quando un governo non va bene cambiano la persona e ne mettono chissà perché sempre uno peggiore e la gente comunque continua a stare peggio. Renzi è un piacione, uno che piace molto alla gente, è vero, ci sono le elezioni alle porte e vabbè, insomma, vedremo come andrà a finire. Io temo già di saperlo, ma non voglio fare pronostici. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno signor Lissone. Salve. Il solito disoccupato dalla Sardegna, voi avete delle meravigliose idee, purtroppo non ve le fanno applicare. Ma quando parte un movimento, fermiamo l'Italia, facciamo qui, facciamo là, sto parlando dei forconi, io ci tenevo molto a questi forconi. Anch'io. Ma poi non hanno fatto nulla, veramente dei buffoni, se hanno coraggio si facciano sentire, sono veramente dei buffoni e voi siete veramente forti e speriamo che vi facciano fare quello che, insomma, che dovete fare perché veramente non se ne può più, la gente continua a ammazzarsi, a suicidarsi, a incendiarsi. Arrivederci. Grazie, un salutone, un caro saluto all'amico della Sardegna. E anch'io quando ho visto il movimento dei forconi ho detto finalmente la gente si è decisa a tirare fuori i cosiddetti, a scendere in piazza e a protestare, anzi speravo che proprio dal sud, dove di solito sono anche più sanguigni, insomma, fossero abbastanza cattivi nei limiti della legalità, insomma, ma che fossero tenaci. Invece poi che cosa hanno fatto questo movimento dei forconi? Sono andati a protestare contro Maroni, sono andati a protestare sotto la casa di Bossi. Cosa c'entra Bossi? Quindi persone che non hanno nemmeno incarichi di governo o che non sono neanche parlamentari. Quindi il movimento dei forconi, non so se perché qualcuno ha voluto così, se è stato fatto apposta, se è stato fatto per mancanza di competenza politica, non lo so, fatto sta, si è frantumato in una miriade di cose assolutamente inutili che poi secondo me hanno fatto il gioco del governo. Euro sì, euro no, Tosi piuttosto Salvini, da un certo punto di vista hanno ragione tutte e due, nel senso che allora noi non dovevamo entrare nell'Europa delle banche, nessuno ci ha chiesto il permesso, l'hanno deciso come al solito i governanti, ci hanno tolto la sovranità, diceva la signora, sì, la sovranità monetaria, noi adesso non possiamo più svalutare, quindi abbiamo questi debiti e li dobbiamo assolutamente saldare nei confronti dell'Europa perché al tavolo dei ricchi non vogliono i morti di fame. Il risultato qual è? Non pagano le banche, non paga chi ha creato questo deficit, lo fanno pagare come al solito ai cittadini. L'euro in sé, se fosse stato applicato in maniera giusta con un cambio favorevole senza dover pagare questi debiti scellerati, poteva essere anche una gran cosa, aveva dato dei vantaggi e in realtà però poi alla fine si è visto come è andata a finire. Quindi diciamo che la posizione di Salvini oramai è chiara ed è giusta, bisogna uscire da questo sistema che è diventato liberticida. In sé l'euro poteva essere anche una buona cosa, come al solito ne è stato fatto un uso cattivo. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Alfredo, buongiorno. Buongiorno. Sono Alberto, da Pognano, provincia di Bergamo. Dici Alberto. Io la scorsa settimana ho sentito l'argomento interessantissimo del Bortolotto. Sì. A proposito delle banche e a proposito del libro che lui ha scritto. Sì. 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 Ecco, io avrei bisogno dei riferimenti
sia della mail che del libro. Allora, continua a seguirci perché fra 2 minuti prendi carta e penna, ti do tutti i riferimenti, ok? Ciao, ciao Alfredo. Ciao, grazie. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto, in diretta, può parlare? Niente, va bene, la telefonata è caduta. 0266203529 il numero per intervenire, gli sms al 346 6427 756. E allora lui si chiama Carlo Bortolotto, la casa editrice è la Chiare Lettere Edizioni, quindi se andate sul sito della Chiare Lettere trovate il libro di Bortolotto. La mail è molto semplice perché è carlo.bortolotto@gmail.com, carlo.bortolotto@gmail.com. Continuiamo pure con le nostre telefonate 0266203529, gli sms al 346 6427 756. Credo che abbiamo una sì, pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Buongiorno, chiamo da Gino Mimo. Sì, ciao Mimo. Voglio fare un esempio. Sì. Questa storia che i politici hanno rappresentato l'Italia 20 anni fa quando sono andati a mettere tutti questi trattati qua, no? Sì. Hanno fatto come se fossero dei matrini. Cioè io vado a trattare per fare il benessere e il futuro dei miei figli, no? Cioè vado per fare avere il benessere ai miei figli e non il contrario, a fare il comodo di qualcuno e tengo all'oscuro i miei figli di quello che vado a trattare io. Un buon padre di famiglia, giusto? È quello che hanno fatto questi signori qua, questi anti-Lega che si stappano le vesti quando la Lega fa una cosa. Al colpa mi riferisco ai rimborsi per la gente che usano poi l'informazione per far vedere che la Lega ha rubato, quando invece è una cosa regolare, che i rimborsi io tiro fuori dei soldi di tasca mia, poi vengo rimborsato. Ma la gente ignorante, ci vorrebbe una televisione, che gli imprenditori che si mettono d'accordo a tirare su una televisione per la Lega e non solo telecampione che sa ci vuole una televisione che fa tutto il giorno 24 ore di informazioni, lo so. Perché la radio non ascolta un po'. Ringrazio, grazie, ciao, grazie. Il guaio poi è essere competitivi con le televisioni spazzatura che abbiamo, che riempiono la testa di scemenze alle persone, però hanno programmi che ovviamente piacciono, quindi magari una TV che fa solo politica come faceva Telepadania viene seguita meno, quindi poi bisogna trovare anche il sistema per sfondare. Il libro di Mario Bortoletto, non Bortolotto, mario.bortoletto@gmail.com, la rivolta del correntista della Chiare Lettere Edizioni. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, buona Padania a tutti, Rinaldo da Como, buongiorno. Salve Rinaldo. Dunque, il mio tema di oggi si discosta un briciolo. Io sono abituato ad ascoltare un po' tutte le radio, anche in contemporanea, e poi sentire un attimo, diciamo, le trasmissioni più importanti, ovviamente sempre accesa Radio Padania, perché per me è proprio il faro, il punto di riferimento. Grazie. Questa mattina ho sentito, si può fare a Radio 24, l'affermazione secondo cui andranno tolte da tutte le scuole le fiabe che comportano la presenza di una principessa e di un principe. Pure? Certo. Questo perché chiaramente con la stessa filosofia del genitore 1 genitore 2, giusto? Ora io dico, la realtà dei fatti, a parte che dovranno poi spiegare ai bambini, forse che i bambini nascono sotto i cavoli, li porta la cicogna, perché di fronte a una donna incinta non so come faranno a spiegare al proprio pargolo che hanno adottato in maniera totalmente abusiva e che stanno cercando di tirar grande, no? Rincoglionendolo. Ora io dico questo, tutti i movimenti anti-omofobi che naturalmente sostengono, diciamo, le tesi degli omosessuali, secondo me si stanno via via trasformando in lobby striscianti, in lobby che tutto sommato hanno una deriva quasi, non so, come fossero arabe, non so come spiegarmi, perché chiaramente stanno cercando di imporre, di cancellare tutta la nostra cultura come l'Islam. Perché chiaramente, mentre io posso assolutamente essere d'accordo di rispettare assolutamente i pareri e i sentimenti di chi che sia, perché la libertà innanzitutto, ma questo non è più essere liberi, questo è imporre a tutti quanti la distruzione di tutti i valori della famiglia.
Infatti, grazie. E adesso linea alla regia. Hai mai sognato di ascoltare la radio con un suono perfetto? È arrivata la Digital Radio.